sono le bollette, ma che vanno bruciate non perché siamo cattivi, ma vengono bruciate perché non siamo più in grado di pagare. Bruciano i moduli delle tasse in Piazza dei Signori a Padova. Sono i commercianti e gli esercenti esasperati per le chiusure da zona rossa. Nessuno in questa piazza, dicono, vuole negare il virus. Le contraddizioni negli atti del governo però sono tante. Io ho un'oreficeria e non riesco a capire perché rimango chiusa mentre tutti gli altri negozi sono aperti. Non so quale assembramento posso creare, visto che entrano 1 o 2 persone alla volta. L'affitto ovviamente lo vogliono, gli stipendi della ragazza devo pagarli, le tasse non me le paga nessuno. Come facciamo? Siamo in sicurezza al massimo nei negozi, 2 persone alla volta, come ci è stato imposto. Abbiamo gli schermi, mascherine, quello che serve c'è tutto, abbiamo impegnato soldi per fare anche questo. E cosa succede? Chiusi, non ce la facciamo più. C'è anche chi può aprire ma non può vendere. Io posso vendere solo il bene di prima necessità, slip, reggiseni, pigiami. Tutto il resto devo scrivere non lo vendo. Ma io vendo costumi da bagno, faccio la vetrina, ma devo mettere il cartello non lo vendo. In piazza anche i rappresentanti delle palestre e associazioni sportive che sono chiuse da mesi. Ringraziamo tutti i genitori che ci hanno sempre seguito, anche online, facendo grandissima fatica, ma speriamo che tutto questo possa cambiare, perché siamo veramente esauriti. Però domani parto per le Maldive, si può, non posso andare a trovare mia madre in un altro comune, ma posso partire per le Maldive, che cazzata! In 200 sono scesi in piazza per chiedere che le misure si allentino, perché, così dicono, non si può andare avanti. Riaprire nel più breve tempo possibile, quindi dopo Pasqua, e lo possiamo fare in sicurezza, perché voglio ricordare che i nostri negozi e le nostre attività sono delle attività sicure, dove si entra solo attraverso il contingentamento. All'interno di una superficie di metri quadri X possono entrare al massimo 2, 3 o 4 persone. Tutti coloro che entrano attraverso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e quindi non vi è evidenza scientifica che la diffusione dei contagi avvenga all'interno delle nostre attività.